Di dover andare insieme come segno alla città, segno di unione, il fatto che abbiamo siamo allineati assolutamente sui punti del programma e il fatto che al di là di quello che è un'alleanza politica totale, nel senso che non è limitata a liste, volevamo essere sicuri di garantire la presenza in Consiglio Comunale anche dei giovani di punto d'incontro. Ecco, questo rapporto, questo invito come è stato accettato dalla coalizione civica, che ricordiamo è arrivata a pochi voti da contendersi il secondo posto per il ballottaggio alla lista di centrosinistra. Sì, diciamo che il popolo, la città ha parlato e ha detto che il centrodestra è forte, ma che nella città c'è anche c'è un'alternativa rappresentata dalla coalizione di Maria e la nostra testimonianza ha dimostrato che c'è anche qualcos'altro oltre al rosso e al nero. Era il caso, secondo noi, di andare avanti e di continuare nella strada del cambiamento. L'abbiamo fatto con un'alleanza globale, abbiamo cercato di garantire la presenza dei giovani in Consiglio Comunale perché bisogna guardare anche al futuro, ma soprattutto abbiamo trovato un'intesa sui punti programmatici importanti per la città, perché bisogna cambiare, pensiamo sia il momento di cambiare e di riportare Castelfranco allo status che merita. Siete fiduciosi quindi in vista del ballottaggio? Ci speriamo, quantomeno avremo fatto tutto quello che è stato possibile andando uniti per rispondere a quelle che sono state le esigenze della città e anche a quello che sono state le domande della città e che sono state espresse nel voto. Che cosa vi è stato detto dopo il voto proprio dalle persone che vi hanno votato? Di mettervi insieme, di allearvi? Vi è stato proprio chiesto questo? Beh, è stato chiesto l'accordo, cioè nel senso che si sentiva la necessità di andare avanti insieme, di iniziare un progetto insieme, perché non ci allontanano i programmi, quindi non allontanandoci i programmi era quasi ovvio che si dovesse andare insieme.